In arrivo da Roma la task force per scovare gli assegno Lupin del colpo milionario a Palazzo Ducale, talpa all'interno visto che l'allarme è stato ritardato di 1 minuto. Dopo il raid nel cuore di Venezia, nuovo attacco del PD con Martini a Brugnaro e questa la garantita sicurezza nell'area marciana, così il presidente della municipalità. Esattamente 10 anni fa la scomparsa della famiglia Durante all'Osso Roques. Per il recupero dei corpi oggi il governo dice deve intervenire l'Europa, ma Romolo, papà di Bruno, attacca. Dove siete stati finora? Presaldi al via tra entusiasmo e scetticismo. Nel veneziano tanti negozi che hanno anticipato gli sconti, ma il budget resta limitato tra i 100 e i 150 euro. All'Angelo di Mestre parto record con una trevigiana di 56 anni che dà alla luce una bimba concepita in modo naturale. Lo specialista, un vero miracolo della natura. E polemica a Marghera per i sacchettini a pagamento nei supermercati, il solito favore agli amici furbetti dei governanti, dicono urlando al complotto. Nel centro storico di Noale in scena l'antica festa dell'Epifania con la Pirola Parola, cioè il rogo della vece ecologica, riconosciuta con il titolo di Meraviglia d'Italia. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'informazione da Venezia e provincia. In primo piano anche questa sera il colpo messo a segno ieri mattina a Palazzo Ducale. Da Roma è arrivata una squadra speciale che lavorerà a 360 gradi per trovare i responsabili del furto. Stanno sicuramente lavorando sulle immagini, stanno lavorando sui percorsi, stanno raccogliendo informazioni di tutti i tipi, stanno facendo una ricerca dei vari percorsi che possono essere fatti per fare delle verifiche. Una squadra investigativa speciale giunta da Roma al lavoro per trovare gli abili responsabili del furto di gioielli a Palazzo Ducale. Il Dipartimento ha ritenuto di mandare i migliori a livello nazionale per risolvere questo caso. Si tratta della stessa squadra che ha recuperato le opere d'arte trafugate nel Veronese a Castelvecchio. Adesso ripeteremo determinati sopralluoghi con procedure tecniche specializzate. L'unica certezza che le posso dare è che non è una questione di poco momento. Ci vorrà tempo per analizzare tutte quelle poche tracce che ci hanno lasciato. L'unica certezza è questa, non è questione di poco. Nel pomeriggio sono giunti anche gli esperti di ricerca tracce della Scientifica di Roma, un lavoro lungo vista l'abilità dei ladri che sicuramente sono più di 2 e che potrebbero aver studiato a lungo modi e tempi di azione. Il periodo della mostra è stato un periodo lungo, quindi ha sicuramente consentito di poter fare sopralluoghi, verifiche e poi tentare il colpo che è riuscito, utilizzando strumenti che consentissero un'azione rapida e tecnologicamente rallentando gli impulsi. In questo modo sono riusciti ad estrarre la spilla e gli orecchini appartenenti alla collezione I tesori dei Mogul e Maharaja, tutto in pochissimo tempo. Alta la probabilità che si tratti di un furto su commissione, una collana all'interno della stessa teca non sarebbe infatti stata toccata. I ladri non hanno avuto paura di mostrarsi a volto scoperto, l'ipotesi è che possano essere stranieri o comunque incensurati. E mentre i ladri sono ancora a piede libero, in città si scatena la polemica politica. Il Partito Democratico punta il dito contro il sindaco Brugnaro e le sue dichiarazioni sulla sicurezza nell'area marciana. È singolare come una piazza e un palazzo blindati, di cui il sindaco passa il tempo a decantare l'assoluto livello di sicurezza, possono essere il teatro di un crimine di questa portata. L'attacco arriva dal presidente della municipalità di Venezia, Giovanni Andrea Martini. Colpisce comunque appunto come sia accaduto, come sia potuto accadere, visto lo spiegamento di forze e anche i nostri poveri vigili urbani che sono costretti sostanzialmente a sistemarsi sempre in bella vista in piazza San Marco, quando forse sarebbero più utili distribuiti in città. Quanto accaduto, sostiene l'esponente del Partito Democratico, è la prova che non bastano dichiarazioni roboanti e la semplice presenza di vigili per garantire la sicurezza. Non va dato alcuna colpa al personale di servizio e di sorveglianza e
al personale di sala, che purtroppo però era veramente sottostimato rispetto alla esigenza, visto che c'erano solo 2 guardiasala, quindi ecco, forse qualche soldo in più per maggiori risorse umane da impiegare nei musei sarebbe una buona cosa anche per il lavoro dei nostri ragazzi. Più volte nel corso dell'ultimo anno, ricorda Martini, abbiamo contestato insieme ai sindacati il taglio di ore previsto dal nuovo appalto per i lavoratori dei musei veneziani. Quel personale andrebbe invece potenziato. Il lavoro culturale è un lavoro che potrebbe in città, soprattutto in una città d'arte come Venezia, essere quello che può aprire orizzonti anche ai ragazzi e non solo, e quindi sarebbe bene proprio potenziarlo, anche non necessariamente per sorveglianza, ma anche proprio per dare un maggior servizio ai cittadini e ai visitatori. Cambiamo argomento, ma continuiamo con la cronaca e con 2 incendi. Oggi nel Veneziano, a Marghera, in fiamme lo stabile in disuso ex Kral della Montedison, utilizzato abusivamente come ricovero per i senza tetto. Il fuoco ha avvolto il secondo piano. A Favaro Veneto invece una donna è stata tratta in salvo dai vicini. L'incendio al primo piano della sua abitazione. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 14:30 in uno stabile in disuso utilizzato abusivamente come ricovero dai senza tetto. In un attimo si è alzato un fumo nero e denso ed il fuoco ha avvolto i materassi al primo piano e tutta l'immondizia che si trovava accatastata. Sul posto si sono precipitate numerose squadre dei vigili del fuoco, 6 mezzi e 18 operatori. Una corsia di via Fratelli Bandiera a Marghera è stata chiusa per permettere l'intervento dei pompieri. Ad innescare l'incendio forse il fuoco acceso dai senza tetto per scaldarsi, oppure un mozzicone di sigaretta lasciata accesa. Fra l'altro sono state rinvenute all'interno del capannone alcune bombole di GPL. All'arrivo dei vigili del fuoco nello stabile non sono state trovate persone, forse sono scappate alla vista delle fiamme. Fino a sera sono andate avanti le operazioni di smassamento di tutto il materiale coinvolto dal fuoco per escludere la presenza di ulteriori focolai. Sul posto anche la Polizia di Stato. A Favaro un altro incendio, questa volta le fiamme si sono sviluppate al primo piano di un'abitazione. I vicini, che hanno subito visto il fuoco, si sono precipitati nella casa ed hanno messo in salvo l'anziana. Subito dopo sono giunti i vigili del fuoco con 3 mezzi, tra cui l'autoscala e 9 operatori che hanno domato il rogo. La donna è stata visitata dai sanitari del SUEM 118 e portata in ospedale a causa del fumo inalato. Le cause dell'incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Esattamente 10 anni fa la tragedia di Los Roques, l'inabissamento del velivolo con all'interno la famiglia Durante. Per il recupero dei corpi oggi il governo dice deve intervenire l'Europa, ma il padre di Bruna Guernieri, il signor Romolo, attacca: dove siete stati finora? Deporre un fiore e dire una preghiera nelle tombe. Da 10 anni il solo desiderio di papà Romolo è questo, una tomba dove piangere i suoi cari, eppure da 10 anni è impossibile. Los Roques, la rabbia e il dolore, perché quei corpi sono lì, ma le pressioni dell'Italia sul Venezuela in 2 lustri non sono bastate e per Romolo non sarebbero mai state realmente fatte. I deputati senatori, in particolar modo di Venezia e di Treviso, secondo il mio modesto parere, hanno il dovere e sono stati votati per risolvere i problemi dei loro cittadini, ma mi pare che questo non venga fatto. Penso che bisognerebbe fare in modo che questa pressione nei confronti del governo locale sia non soltanto dell'Italia ma dell'Europa. Forse il passo da fare è che ci sia una pressione dell'intera Europa. Romolo però ne ha abbastanza di promesse. Devo andare io in Europa, loro per che cosa li abbiamo votati, per che cosa li paghiamo? Ma il governo insiste, è difficile trattare da singolo paese con una nazione problematica come quella caraibica. Potremmo esercitare questa pressione come continente e far capire quindi che non stiamo parlando di un caso specifico, di un caso locale. Credo che questo sia un passo che possiamo provare a realizzare in tempi anche brevi. Perché io dico che se tutti incalzano il Ministero degli Esteri, la Farnesina, il corpo diplomatico, quelli che devono trattare col Venezuela, qualcosa succede. Si può fare, grida Romolo, si deve fare, basta con le promesse, l'appello disperato di un nonno e di un padre, pure al governatore Zaia. Anche lui
non può dire ma sai io mi sono interessato, ma si interessa una volta no, deve essere costante la faccenda finché non è risolta. Ed ora il crack delle banche popolari venete, costituita a Padova la consulta delle associazioni unite per il fondo di salvaguardia dei risparmiatori di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Primo obiettivo, incontrare il governo già lunedì prossimo. 9 associazioni di consumatori e clienti da oggi faranno fronte comune, riunite in una consulta, quella dei cittadini danneggiati da Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Lunedì 8 gennaio primo faccia a faccia con il governo. Al sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta detteranno cosa dovranno contenere i decreti attuativi dell'emendamento che ha costituito dal 1 gennaio lo specifico fondo per la salvaguardia dei risparmiatori vittime dei 2 istituti di credito. La consulta ha già chiesto un incontro urgente anche ai vertici di Banca Intesa perché attivi subito il fondo welfare da 100 milioni per dare una risposta a chi si trova in grave difficoltà economica. Naturalmente i 100 milioni riguardano Banca Intesa e i 100 milioni riguardano il fondo, che è un'altra cosa. Noi per quanto riguarda questi 100 milioni vogliamo fare in maniera più presto possibile che questi soldi vengano assorbiti dai risparmiatori il prima possibile, anche perché finiti questi soldi il fondo deve essere ricaricato dai conti dormienti. Conti che in tutta Italia pare ammontino a 15 miliardi di euro in gestione allo Stato e che potrebbero diventare davvero utili in questa circostanza. Ma la consulta delle associazioni non mira solo al ristoro economico dei danneggiati. Quello che noi puntiamo a fare è mettere nero su bianco le responsabilità degli organi di vigilanza, delle società di revisione, ma anche chiaramente degli amministratori e di coloro che hanno contribuito a creare questo grande disastro che purtroppo sta flagellando il territorio del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. La consulta nei prossimi giorni incontrerà i risparmiatori, l'11 gennaio in municipio a Loria, il 19 a Vicenza e il 20 all'Auditorium di Montebelluna. Quello con il governo si preannuncia un lungo e non facile lavoro. Ed ora un parto record, quello di una donna trevigiana di 56 anni che ha dato alla luce una bambina in modo naturale all'ospedale all'Angelo di Mestre. Un piccolo miracolo, anzi direi un grande miracolo. Grida al miracolo anche il medico ginecologo che ha visto nascere più di 6.000 bambini. Saluta così l'arrivo di Beatriz, la bimba nata a dicembre scorso in modo naturale dalla sua mamma che di anni ne ha ben 56 ed è una siciliana residente a Casale sul Sile nel Trevigiano. La nascita a Mestre quando i vagiti della piccola Beatriz sono echeggiati nella sala parto dell'ospedale all'Angelo. A confermare l'evento anche lo stesso staff ospedaliero. A tutto ha provveduto naturalmente Madre Natura e il neocompagno, dicono, un sudamericano più giovane di lei, di ben 17 anni, di Santo Domingo ma residente a Cervignano del Friuli. La coppia si è ritrovata ad essere genitori di questa bella bimba nata in salute di oltre 3 kg di peso ai primi di dicembre scorso. Perché trovare a questa età la possibilità di rimanere in gravidanza è una cosa molto ma molto rara. Possibile ma è molto rara, anche perché diciamo la quantità di ovuli che si possono formare e portare all'ovulazione a termine è abbastanza difficile come situazione. La mamma credeva di essere in menopausa da tempo, invece quando ha visto compiersi il miracolo ha potuto trascorrere la vera atmosfera del Natale nella sua essenza più assoluta. Mediamente per la donna cosiddetta di razza caucasica il periodo della menopausa va dai 45 ai 55 anni. È chiaro che dopo i 35 anni la possibilità di rimanere incinta diminuisce abbastanza, fino ad arrivare alla quasi impossibilità. Ora la piccola Beatriz, circondata dall'amore dei suoi genitori, può contare anche sull'aiuto delle sue sorelle maggiori, di 34 e 28 anni, avute dalla madre e dal suo precedente matrimonio. Faccio i miei migliori auguri, io lavoro per la vita, per cui è chiaro che quando succedono questi fatti per me è solo e unicamente che una cosa positiva, un miracolo della vita, e pensiamo sempre positivo quando si parla di bambini. Siamo qua apposta per aiutare le donne che hanno bisogno e anche in questi casi qua siamo assolutamente disponibili. Ci fermiamo adesso per pochi minuti di pubblicità, restate con noi, a tra poco.
Di nuovo in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali per parlare dei saldi ormai al via domani in Veneto. Ebbene, è meglio tenere in considerazione alcuni consigli per acquistare in modo giusto. Siamo già alla caccia, diciamo. A 24 ore dall'avvio ufficiale dei saldi invernali, non sono pochi gli esercizi commerciali nel veneziano che hanno provato a giocare d'anticipo, offrendo già in questi giorni condizioni particolarmente vantaggiose. E i consumatori, come sempre, si dividono tra entusiasti e scettici. Io compro sempre l'anno prima per l'anno dopo per il piccolo, così si risparmia e si trova cose di qualità. Bisogneria che avessi visto prima il prezzo di prima e dopo confrontare, vedere se dice la verità o meno, insomma. La roba che è saldata, nel senso, non è quella che ha la qualità giusta praticamente. Secondo me sono robe che si tirano dal magazzino. Quanto pensavi di spendere comunque? Non lo so, quanto pensavi di spendere? No, noi stavamo cercando un divano nuovo e il prezzo era intorno ai 1.200-1.300. Sono belle offerte, però adesso abbiamo solo dato un'occhiata, insomma. Purtroppo si parte sempre da un budget e poi si sfora sempre. Qualunque sia il budget, l'importante è muoversi con intelligenza, facendo attenzione ai furbetti. State attenti ai prezzi che rappresentano un'effettiva riduzione, perché più volte abbiamo pizzicato negozianti, commercianti, che nei giorni prima offrivano a 10, quello che poi il giorno dopo in saldi offrivano a 10 con su scritto scontato del 50%. Fondamentale poi è ricordare i diritti del consumatore, che sono gli stessi durante le svendite e in qualsiasi altro momento dell'anno. Questo è il consiglio principale che do: non entrate con la psicologia che siccome pagate un prezzo ridotto avete diritti ridotti, i vostri diritti rimangono uguali come sempre. Dietro alla nuova legge sui sacchettini per frutta e verdura a pagamento nei supermercati, un complotto dei soliti furbetti, così i residenti di Marghera. Il dibattito si accende sempre più. La truffa organizzata qualche d'uno in mezzo che c'è, no? Perciò deve dare che un po' domani si scopre chi è stato a inventarsi questa cosa. Cioè il governo a favore di qualcuno? Per forza, siamo sempre un nome, aspetta che ancora mi invento qualcosa, mettiamo e tassa sui sacchetti. Dappertutto che sono carta igienica fra poco ti metti a tassa. Però alla fine siamo sempre sotto scacco delle società che producono anche i sacchetti a oggi. Così i margherini urlano al complotto, i sacchetti biodegradabili a pagamento, solo una manovra per favorire i soliti noti, i furbetti amici degli amici, altro che direttiva europea, dicono nel corso della nostra inchiesta. Il governo sicuramente ha altri interessi, adesso non so perché non ho approfondito questa cosa, però indubbiamente c'è qualcosa sotto che non ci dicono mai. Su ogni aumento. Dicono che sia per il discorso dell'Unione Europea che abbia imposto appunto questa su una direttiva appunto, però sembra che in realtà non sia così, almeno stando ai giornali di oggi che leggevo in velocità, quindi secondo me si tratta sempre di una manovra del nostro governo per cercare sostanzialmente di accalappiare quanto più possibile. Infatti sì, come mai adesso che prima non si pagava niente su quei sacchetti, adesso non so. E quindi la domanda successiva è: chi ci guadagna? Lo Stato che ci guadagna, noi no di certo. Che sono legati al governo, cose del genere, non lo so, per il momento non saprei dirle. Comunque grazie. Però se l'è posta la domanda, vero? Me la sono posta. Aumentano anche il prezzo fra un po', adesso 10 centesimi al borsa, fra un po' diventa anche 20 o 30 centesimi. Addirittura? Sì, sono sicuro. Incurante delle polemiche che si presentano anno dopo anno, annuale, torna il millenario rito della Piro e Apparo, che andrà in scena anche stavolta. Fervono annuali i preparativi per la Piro e l'Apparo, l'antica festa dell'Epifania che il 6 gennaio concluderà le festività natalizie. La manifestazione, riconosciuta come meraviglia d'Italia, ripropone in chiave moderna la tradizione contadina dell'accensione di fuochi propiziatori che servivano agli anziani di un tempo a trarre il presagio per il nuovo anno, osservando la direzione presa da fumo e faville. Il principale falò del veneziano è rimasto finora immune dalle polemiche che hanno spento altri pane e vine nella vicina Marca.
Abbiamo anticipato un po' tutto il tema ambientale, sappiamo le preoccupazioni anche legittime che ci sono rispetto a questi fuochi. Noi da anni abbiamo un'attenzione particolare, quindi raccogliamo solo ramaglie delle nostre campagne. Un falò ecologico dunque, come del resto è sempre stato fin dalle sue origini, che si perdono nella notte dei tempi. Noi andiamo lì prima di Natale, tutto il mese di dicembre, tagliamo le rame e poi prepariamo tutte le fascine in modo che quello che verrà bruciato sia quello che insomma veniva fatto anche un tempo. La gente approfittava per l'inverno di pulire le rive perché così poi ripartivano in primavera e con l'occasione anche accendeva dei fuochi nella campagna. L'inizio della rievocazione è previsto per le 15, quando da piazza 20 settembre partirà il corteo che raggiungerà poi la Rocca, dove andranno in scena la presentazione dei borghi, il rito dell'accensione del falò e la lettura del pronostico da parte del Vate. La manifestazione si concluderà in serata con uno spettacolo pirotecnico. La globalizzazione ha distrutto tante tradizioni, troppe, e i primi a rimetterci sono proprio i bambini. Il perché ce lo spiega l'esperto in tradizioni Sandro Brandolisio. Verso gli anni del consumismo, quando che quel Babbo Natale che già era vestito di verde e diventa vestito di rosso perché una ditta di bibite che ha messo a vestaglia rossa come a latina, che ha cominciato a cambiare tutto quanto, a cambiare il mondo. Le feste di Natale non sono più quelle di una volta, tutto si è appiattito per lasciare spazio al consumismo. Secondo l'esperto in tradizioni veneziane, al di là delle apparenze, ad essere penalizzati sono proprio i bambini. Adesso Ghese sempre sta, è la festa della donna, è la festa della mamma e che c'era, ma adesso che è la festa del papà, la festa del nonno, la festa del cugino, la festa della suocera, la festa di tutto, però la festa del puteo che era proprio a Befana, perché a Befana si faceva regalo al puteo insieme con la calza caena, basta. La spiegazione è presto detta. Nella tradizione cristiana, se guarda bene, quando c'è che arrivi i magi arrivano il 6 gennaio a portare i doni a chi? Non a Madonna o a San Giuseppe, ma al bambino Gesù. Quindi i regala al puteo, e sarebbe anche da ritornare un attimo indietro e dire: ok, facciamo un giorno dedicato ai putei da soli. E a proposito di tradizioni, per la nostra rubrica dedicata ai presepi, vediamo quello realizzato dal signor Roberto Di Mira. Was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they were keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. È tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Ancora locali riduzioni della visibilità sulle pianure, ma tempo in prevalenza buono, salvo per qualche isolato fenomeno. Andiamo nel dettaglio con la previsione di venerdì 5 gennaio. Sul Veneto foschie, nebbie e nubi basse, specie al mattino sulle pianure meridionali della nostra regione, più sole altrove. Col passare delle ore cielo spesso coperto un po' su tutti i settori, ma senza altre conseguenze. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 11 gradi, valori minimi tra -1 e 3 gradi circa. Che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia? Il tempo sarà in prevalenza buono, con più spazi soleggiati al mattino, poi dal pomeriggio il cielo si copre un po' ovunque, anche con possibili deboli piovaschi su Goriziano e Triestino. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 11 gradi, valori minimi tra 1 e 5 gradi circa. Con
Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo asciutto e soleggiato sulla nostra regione, tuttavia col passare delle ore aumentano le nubi sul Trentino, ma senza fenomeni degni di nota. Sempre soleggiato sull'Alto Adige con cielo poco nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, minime tra -2 e +2 gradi. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti deboli settentrionali lungo le coste e da sud-ovest al largo. Per ora dal meteo è tutto, arrivederci.